Ciao ragazze e ragazzi, parliamo del grande fratello VIP, in particolare di Pago e Serena. Sappiamo bene cosa sia successo tra i due durante il programma Temptation Island. Serena l'aveva lasciato perché non provava più amore nei suoi confronti. Comunque, se non lo ricordate, sul mio canale trovate diversi video di Temptation Island, quindi andateli a vedere. Continuiamo. Dopo 7 mesi che non sente e vede Serena, finalmente Pago è pronto per riprendersi in mano la sua vita, dopo questa forte delusione partecipando al Grande Fratello. Ma Alfonso Signorini annuncia che Serena è stata contattata ed è pronta a entrare anche lei nella casa per cercare un chiarimento con Pago. Vi rendete conto? Il chiarimento lo cerca in TV. Dopo averlo profondamente ferito e deluso, si sente in colpa per averlo lasciato in brutto modo. Intanto Serena entra in casa ed è in isolamento, in attesa del televoto. Sarà proprio il pubblico a decidere se lei entrerà nella casa del Grande Fratello insieme a Pago. Intanto Pago ammette che per Serena prova ancora dei forti sentimenti, ma è anche deciso a voler dimenticare in fretta. E parlando con gli altri VIP dice anche che Serena è la donna che ha amato di più in assoluto. Mi chiedo se sia giusto giocare con i sentimenti di una persona pur di fare audience. Ammetto che mi piacerebbe che entrambi si rimettessero insieme, anche se per me Pago merita di meglio. Ma non credo nelle intenzioni di Serena, non credo che voglia un chiarimento per tornare insieme a lui, ma solo per sentirsi meno in colpa per se stessa e cercare di farsi ricredere agli occhi del pubblico. E voi, cosa ne pensate? Serena deve entrare nella casa per chiarirsi con Pago? Secondo me, solo per ferirlo ulteriormente. Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye. Bye bye.